Il Movimento 5 Stelle vuole portare all'attenzione del Parlamento una proposta molto importante, quella della riapertura delle case chiuse in Italia. A 60 anni dalla legge Merlin parte dal Veneto la legge Baldin. Sulla piattaforma Rousseau gli iscritti al Movimento 5 Stelle hanno deciso attraverso un voto online che la proposta sulla riapertura delle case chiuse dovrà essere portata avanti dai parlamentari pentastellati. In Veneto sarà la consigliera regionale Erika Baldina a seguire la partita. Da Chiogiotta spiega: mi sento particolarmente investita del dovere di modificare una legge inadeguata. Vorrei ricordare che si tratta di una legge risalente nel tempo e a prima firma di una Chiogiotta, quindi nel mio caso mi ritrovo ancora più interessata a portare all'attenzione di tutti questo problema e a cercare la maggior convergenza possibile. La Chiogiotta ha annunciato una mozione in Consiglio regionale per chiedere il sostegno di tutte le forze politiche a quella che considera una proposta di buon senso, da tempo sostenuta a livello nazionale anche dalla Lega Nord. Poiché il governo Renzi prevede e metterà degli ostacoli alla calendarizzazione in Parlamento di questa proposta dei cittadini, chiediamo alla Regione Veneto di votare una mozione per far pressione sull'esecutivo a Roma. Finalmente le prostitute potranno essere libere dal racket che le schiavizza e dallo sfruttamento, ma anche dalla mafia. Libereremo le strade, faremo pulizia e le tuteleremo dal punto di vista sanitario, ma soprattutto queste cominceranno a pagare le tasse. Fino ad oggi la prostituzione, non essendo regolamentata, ha sottratto al fisco miliardi di euro, ricorda Baldin. È ora che quei soldi tornino nelle nostre casse. Faccio appello veramente al buon senso e al senso di civiltà che dovrebbe caratterizzare la nostra società e mi appello appunto affinché tutti possano appoggiare questa nostra richiesta che mi sembra assolutamente condivisibile, bipartisan.